Conferenza stampa stamani dei Carabinieri di Agrigento per tracciare un bilancio sull'attività svolta durante l'anno. Il 2018 si chiude con un bilancio particolarmente positivo per i Carabinieri di Agrigento. La grande mole di servizi preventivi costituiti principalmente da pattuglie in divisa e in borghese ha prodotto ottimi risultati sul piano preventivo, con una generalizzata flessione dei reati più allarmanti, incrementati di oltre il 20%, con un trend di ulteriore crescita agli arresti rispetto al 2017. Da Licata a Sciacca, passando per il capoluogo di provincia, da Canicattì a Cammarata, come nei piccoli centri, i carabinieri hanno assicurato la loro presenza, intervenendo nelle situazioni più gravi e drammatiche, ma anche solo per un consiglio o un conforto. Ancora è vivo nella memoria il ricordo di oltre 500 interventi effettuati dai carabinieri di Agrigento in occasione dell'alluvione del 3 novembre scorso, in cui decine di persone sono state salvate dal generoso intervento di oltre 200 militari. I risultati di questi sforzi nei settori più disparati non si sono fatti attendere. Il 2018 è stato un anno impegnativo come sono impegnativi tutti gli anni. Dal punto di vista della sicurezza non si possono mai usare dei toni trionfalistici, però un pizzico di sobria soddisfazione per i risultati che sono stati conseguiti, questo me lo concedo, anche perché sono stati il frutto di tanti sacrifici di donne e uomini con l'uniforme da carabiniere che hanno svolto migliaia e migliaia di servizi di pattuglie per lustrazione in ogni angolo della provincia, e i risultati che si sono raggiunti sono stati particolarmente interessanti. Noi registriamo un sensibile calo di alcuni di quelli che sono i reati un pochino più allarmanti, come rapine, come incendi dolosi, per i quali abbiamo fatto anche arresti in flagranza, e abbiamo anche registrato un incremento di oltre il 20% degli arresti che vengono effettuati. I settori di intervento sono quelli classici, sono quelli ovviamente della criminalità organizzata, ma anche quello dei reati predatori, quelli dei furti, delle rapine, di tutti quei reati che creano maggiore allarme sociale. Ma è stato anche un anno importante per la vicinanza dei carabinieri, che è stata dimostrata nelle occasioni più difficili che hanno messo a dura prova la collettività. Faccio riferimento per esempio all'alluvione del 3 novembre, in cui molti carabinieri si sono veramente prodigati per cercare di dare aiuto a persone in difficoltà, e molto spesso hanno salvato vite umane o hanno portato anche una parola di conforto. Il rapporto con la cittadinanza è importantissimo, quello con i giovani è determinante soprattutto per avere una speranza per il futuro. Noi abbiamo cercato di incidere anche su tematiche importanti per Agrigento, come era per esempio dare un segnale in relazione alla possibilità di poter fruire sia per gli agrigentini sia per i turisti della passeggiata del litorale di San Leone, ma anche nel settore dei rifiuti, dove abbiamo cercato anche di dare di insistere sull'educazione ambientale anche da parte dei più giovani, fino poi a dover intervenire dal punto di vista repressivo. Il nostro rapporto con i giovani, si sa, è datato, è determinante ed è strategico. Noi abbiamo incontrato oltre 6.000 studenti che sono interessatissimi quando noi parliamo di bullismo, cyberbullismo, di droga, di sicurezza nella guida dei motoveicoli e degli autoveicoli. Per cui ecco, per noi se dobbiamo veramente pensare ad un risultato importante è quello del rapporto con gli studenti.